Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, vediamo i titoli delle notizie del nostro telegiornale. Hanno risposto alle domande del GIP gli ultimi 3 dei 7 arrestati per lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Il femminicidio di Ramacca, interrogati dal GIP di Caltagirone, i 2 fermati per l'omicidio della 25enne moldava. Catania sporca, so che dovrò dare il massimo, promette al nostro TG il sindaco Enrico Trantino. Siamo al calcio, l'arrivo di Alessandro Quaini completa il reparto arretrato del Catania. Te già finito, grazie per l'attenzione a tutti, buona serata. Oggi il nostro telegiornale va in onda in forma diversa e molto rattristata. Questa notte è morto improvvisamente il nostro collega Natale Bruno. Lo avete appena visto, a lui dedichiamo questo telegiornale. Facciamo fatica ancora a credere che sia tutto vero. Abbracciamo la mamma Teresa e la compagna di una vita, Santa Di Caro. Natale ha lavorato per anni in questo studio e alla realizzazione dei suoi servizi fino alle ultime ore. Vediamo. Natale Bruno ci ha lasciati improvvisamente stanotte. Sino a ieri sera era alla conduzione di Sicilia 24. Poco prima la riunione in redazione con il confronto sugli aggiornamenti dei principali fatti di cronaca da raccontare. E poi, prima di tornare a casa, l'arrivederci a domani. Stamattina la notizia della morte di Natale, 59 anni compiuti a luglio, è piombata in redazione come arrivavano talvolta le sue telefonate per dirci di un'operazione di polizia, di un arresto, di un fatto di cronaca nera appena avvenuto. Da tanti anni a Telecolor, Natale lo scorso marzo aveva ricevuto dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia la medaglia per i 35 anni di iscrizione all'albo e lo annunciava sorridendo e con orgoglio in redazione. Nella sua lunga carriera, seguito da vicino e riportato sempre con professionalità e dovizia di particolari i più grandi fatti avvenuti in Sicilia. Più volte inviato, sino a pochi giorni fa, per il femminicidio di Ramacca. La ragazza moldava, Vera Schiopu, abitava assieme ai 2 romeni. In questo secondo capannone che vedete alle mie spalle. Era corrispondente di Repubblica a Catania, scriveva anche per l'agenzia Agi. In passato aveva lavorato con il Giornale di Sicilia. Nell'aprile scorso si era ritrovato sulle TV nazionali per un video che lo mostrava in diretta alla conduzione del telegiornale di Telecolor durante una forte scossa di terremoto. Impassibile, è andato avanti. Cronista di razza, la sua morte, incredibilmente improvvisa, è una gravissima perdita per noi colleghi. In redazione a Telecolor abbiamo condiviso con Natale anni di lavoro. I confronti con lui sui fatti di cronaca e sulla vita di redazione erano sempre schietti, diretti, talvolta animati perché Natale si accalorava quando era convinto della bontà delle sue idee e con tutte le sue forze le portava avanti. L'editore, la redazione, i tecnici, l'amministrazione di Antenna Sicilia e Telecolor e Angela Ciancio che ricorda con affetto e gratitudine i tanti anni di lavoro svolti insieme, tutti addolorati per l'improvvisa perdita, si stringono alla mamma Teresa, alla compagna Santa e ai suoi familiari. I funerali si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa madre di Mister Bianco. Profondo cordoglio per la scomparsa di Natale Bruno arriva anche dal mondo delle istituzioni, della politica, delle forze di polizia. Un professionista serio e leale che nel racconto degli avvenimenti ha sempre anteposto i fatti e le notizie a ogni altra valutazione, ha commentato il sindaco di Catania, Trantino. Eva Spampinato. Doveva sedere qui questa mattina Natale Bruno. Anche oggi avrebbe dovuto condurre il TG di Telecolor, quello dell'ora di pranzo. Sulla sua scrivania, invece del cellulare e delle cuffie, un mazzo di fiori e un biglietto firmato dal direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello Piraneo. A Natale, all'amico, al collega, nel ricordo di tante cose vissute insieme. Antonello con tutta la famiglia della Sicilia. Il lutto per l'improvvisa scomparsa di Natale Bruno ha colpito non solo il mondo del giornalismo siciliano e la grande cerchia di amici e colleghi che lo stimavano e lo frequentavano, ma anche un altro importante mondo professionale che si intreccia strettamente a quello della cronaca, il mondo delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della politica. Agenzie di stampa, social, quotidiani online in poche ore sono stati invasi da post e commenti sulla scomparsa del giornalista di Telecolor. Apprendo con sgomento la notizia improvvisa della prematura scomparsa di Natale Bruno
punto di riferimento del giornalismo siciliano, scrive in una nota il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi. Bruno ha sempre svolto la sua attività con professionale, straordinaria, esemplare etica, preparazione, competenza e signorilità di comportamento. La locale comunità civile e culturale perde uno dei suoi migliori rappresentanti, conclude il prefetto. Cordoglio arriva anche dall'amministrazione comunale catanese. Conoscevo Natale Bruno da più decenni, ha detto il sindaco di Catania, Enzo Trantino, fin da quando in tribunale io muovevo i primi passi da avvocato e lui da giornalista di cronaca giudiziaria, una carriera proseguita poi in testate regionali e nazionali. Ho sempre avuto la percezione di un professionista serio e leale, che nel racconto degli avvenimenti ha sempre anteposto i fatti e le notizie a ogni altra valutazione. Alla mamma Teresa e alla compagna Santa giunga l'abbraccio di tutta l'amministrazione comunale di Catania. Un altro primo cittadino fa sentire la sua voce è Marco Corsaro, il sindaco di Mister Bianco, comune nel quale era residente e cittadino attivo Natale Bruno. Scompare prematuramente un professionista attento, rigoroso, capace di spaziare, ma anche un nostro concittadino della cui opera andare fieri. Anche la Willet Nea, in una nota, si unisce al dolore per la perdita di Natale Bruno. Torneremo tra poco a salutare il nostro collega Natale Bruno. Intanto le altre notizie. Centro storico di Palermo sempre più pericoloso. Lo stupro di gruppo si è consumato proprio in 2 punti del comprensorio centrale del capoluogo, Vucciria e Foro Italico. Residenti e consiglieri di circoscrizione chiedono maggiori controlli. Marco Gullà. Lo stupro di gruppo avvenuto lo scorso 7 luglio ha ancora una volta acceso i riflettori sulla poca sicurezza del centro storico di Palermo e in particolare nelle ore notturne, quando va in scena la movida selvaggia di alcune zone del capoluogo dove i giovanissimi si sono resi protagonisti di gravi episodi di violenza come pestaggi, furti e ultimo lo stupro di una 19enne. Chiedono maggiore sicurezza, più attenzione da parte delle forze dell'ordine, i residenti e tutti i consiglieri di circoscrizione che questa mattina si sono incontrati proprio nel cantiere abbandonato del Foro Italico dove si è consumata la violenza. Le azioni immediate noi le avevamo già chiesto il 12 giugno col corteo che chiedeva per Palermo più sicurezza e legalità. L'abbiamo manifestato in prefettura, al capo gabinetto e all'addetto alla sicurezza. Continuiamo ad attendere un invito affinché ogni consigliere che rappresenta centinaia e centinaia di residenti che regolarmente raccontano di situazioni anche di pericolo e di gravità per poi essere manifestate in prefettura. Vucciria e Foro Italico, ovvero le 2 tappe dello stupro, fanno parte del comprensorio del centro storico. Qui, in questo punto della città, da anni si chiedono interventi per arginare la scia di violenza. Il tema non è soltanto legato al controllo mancato o alla presenza, che sono cose per me ovvie. Questo non può esistere in una città per decenni. Non può mancare il controllo della polizia sul territorio in questa maniera. Comune, polizia municipale, altri ambiti. Io chiedo quali sono le misure che la politica decide di mettere in campo sul piano sociale, dove sono gli educatori di strada. Il percorso è lungo e non si può portare avanti soltanto con la repressione. E poi furti, rapine, vetrine dei negozi spaccate, spaccio H24. Un centro storico che se di giorno è meta di turisti, al tramonto diventa invece Far West. A Gela almeno 6 colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata contro la fiancata di un'auto in coda nel traffico di Via Venezia. Gli spari, partiti da uno scooter in corsa, hanno ferito 2 persone, fratello e sorella, e sfondato il finestrino dell'auto che viaggiava davanti a loro. Illesi per fortuna gli occupanti. La città intanto ripiomba nella paura degli anni 90. Gerry Italia. Hanno sparato per uccidere e solo per pura fortuna non sono riusciti a compiere la loro missione criminale. A Gela si torna a sparare come negli anni 90, in mezzo alle strade, nell'ora di punta, nelle zone più trafficate della città. Nella serata di martedì, l'ennesimo episodio, nel cuore della frequentatissima Via Venezia, 2 persone, un uomo e una donna, Salvatore e Ornella Azzarelli, sono rimaste ferite in una sparatoria. Erano circa le 18 quando 2 uomini con i volti travisati dal casco a bordo di uno scooter hanno affiancato l'auto di Azzarelli. Approfittando del traffico intenso che in quel momento c'era in Via Venezia, hanno svuotato l'intero caricatore sulla fiancata dell'auto.
Almeno uno dei 6 proiettili esplosi in corsa ha colpito Azzarelli a una gamba, mentre la sorella è rimasta ferita di striscio alla mandibola. Uno dei colpi esplosi, probabilmente da una semiautomatica, ha anche colpito un Opel Corsa che in quel momento transitava davanti l'auto, obiettivo dei malviventi. Illesi, per fortuna, gli occupanti, una coppia di fidanzati. L'intera azione di fuoco dovrebbe essere stata ripresa interamente dalle tante videocamere che sono nella zona. Le immagini in questo momento sono al vaglio degli inquirenti. Azzarelli ha diversi precedenti penali per associazione mafiosa e di recente è stato sottoposto a procedimenti per violazione delle misure nell'ambito di un'indagine su un incendio che danneggiò 2 auto e una moto. I 2 feriti non avrebbero fornito notizie sull'agguato utili agli inquirenti per arrivare ai 2 attentatori. L'ipotesi investigativa al momento è quella di un regolamento di conti, ma gli inquirenti stanno valutando tutte le piste. Rientra l'emergenza al centro di accoglienza per minori non accompagnati di Siculiana nell'Agrigentino. A Villa Sicania ci sono poco più di un centinaio di giovani, ma altri sono pronti ad arrivare dopo lo sbarco a Porto Empedocle. Nella struttura di Siculiana vivono anche interi gruppi familiari. Davide Sardo. È rientrata almeno per il momento l'emergenza sovraffollamento di minori non accompagnati a Villa Sicania, il centro di accoglienza straordinaria di Siculiana nell'Agrigentino. Sono poco più di un centinaio, 130 per l'esattezza, i giovani migranti presenti nella struttura di permanenza temporanea che ne può ospitare 120. Sono liberi di poter tranquillamente uscire dal centro e integrarsi con gli abitanti di Siculiana. Nei giorni scorsi erano presenti oltre 200 migranti, un numero troppo elevato che ha costretto il responsabile della struttura a chiedere l'intervento della prefettura. Abbiamo chiesto dei materassi per la settimana di Ferragosto perché era un periodo critico per l'acquisto in quanto tutte le attività commerciali erano chiuse e la prefettura ci ha supportato brillantemente in questa situazione. E molti dei minori non accompagnati saranno trasferiti in pullman e prossimamente in altre strutture italiane per far posto ai nuovi arrivati che sbarcheranno al porto di Porto Empedocle. La situazione è abbastanza tranquilla, non siamo in uno stato emergenziale grave, in quanto se riusciamo a mantenere, con l'ausilio della grandissima collaborazione della Prefettura di Agrigento e delle Forze dell'Ordine, riusciamo a mantenere i numeri abbastanza tranquillamente nella norma. In quanto abbiamo arrivi e partenze quasi giornalmente e quindi tutto è abbastanza sotto controllo. E questa mattina a Villa Sicania è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Zambito per constatare di presenza la situazione del centro e per ribadire l'importanza dell'accoglienza dei cittadini di Siculiana. Alcuni nuclei familiari si sono ben inseriti già, hanno preso casa, lavorano e questo è un fatto molto positivo. I ragazzi che sono qui stanziali frequentano il centro per l'istruzione per adulti, quindi diciamo che anche la cittadinanza accoglie molto favorevolmente nel momento in cui c'è davvero un sistema di inclusione. Villa Sicania dunque torna ad essere un centro d'accoglienza sicuro e idoneo. Le risse, i disordini, le fughe volontarie e gli incidenti stradali sono per fortuna soltanto un triste ricordo. A Siracusa 4 persone sono state arrestate dai carabinieri per una violenta rapina in villa con sequestro. È avvenuta nella zona Fanusa Arenella nel gennaio scorso. I rapinatori armati con il volto coperto da passamontagna, come state vedendo, dopo aver fatto irruzione nell'abitazione, avevano aggredito le persone presenti, uno dei figli del proprietario e la fidanzata, immobilizzandole con fascette in plastica e imbavagliandole con del nastro adesivo. I banditi li hanno minacciati con armi e coltelli per farsi indicare dove erano custoditi soldi e gioielli. L'intervento dei carabinieri ha consentito di recuperare la refurtiva e restituire l'autovettura risultata rubata al proprietario. E passiamo allo spettacolo. Chiara Civello, grande protagonista al Festival del Jazz di Piazza Armerina. Applaudito il suo brano dal titolo Sono come sono. Tonino De Vana. Io credo che la musica curi, sono la prima a curarsi durante quell'ora e 15, quell'ora e 20 di un concerto, quindi la musica mi cura. Seguendo il filo rosso della cura di Franco Battiato, il Festival Jazz di Piazza Armerina accoglie le noti di Chiara Civello con il suo successo dal titolo Sono come sono. A fare da sfondo all'esibizione la cattedrale di Piazza Armerina, degna cornice della seconda edizione del Beethoven Jazz Festival promosso dal Comune di Piazza, dalla Regione Siciliana, in collaborazione con il Palio dei Normanni. La cantante, compositrice e polistrumentista si è esibita sul palco con Dario Bassolino, tastiere, Paolo Petrella, basso e Stefano Costanzo, batteria.
Il concerto è stato un concentrato di canzoni chiave del percorso dell'artista, dagli esordi a New York alle collaborazioni brasiliane con grandi artisti italiani come Bianconi e Di Martino, fino alla canzone omaggio al suo idolo, Michel Legrand. Adesso facciamo una breve pausa, subito dopo il calcio, con il boom della campagna abbonamenti del Catania. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, cresce l'entusiasmo attorno al Catania, boom di abbonamenti e corsa contro il tempo per accaparrarsi la preziosa tessera. Piattaforme online prese d'assalto e file ai botteghini di Piazza Spedini sin dal mattino. Tonino De Mana. Eccoli, i figli del vulcano, in coda sotto il sole a picco al botteghino di Piazza Spedini o davanti ad un PC a prendere d'assalto la piattaforma Ticket One, tutti a caccia dell'abbonamento del Catania. Stagione calcistica 2023-2024, quella che segna il ritorno tra i professionisti dopo un solo anno di purgatorio. Il popolo rosso-azzurro risponde presente alla chiamata di Ross Pelligra, il condottiero che in un sol colpo ha riportato il Catania in C e l'entusiasmo dei tempi migliori. È corsa all'abbonamento, ieri sono state vendute 7.417 tessere, già di buon mattino i tifosi sono qui. Si sente un fischio, non è l'arbitro ma è la polizia municipale che disciplina il traffico, invitando gli automobilisti a non sostare di fronte ai botteghini. È un entusiasmo contagioso, grandi e piccoli, a sostegno di una fede. L'anno scorso l'ho fatta per la prima volta. L'abbonamento è per lei o per i nipotini? No, per me. C'è gente che è venuta anche alle 6 da quello che ho sentito, io un po' più tardi, però vale la pena di fare la fila, anche perché bisogna dare fiducia a questa società che fino ad oggi ha fatto benissimo. Il selfie è fatto con lo sfondo del botteghino, cosa avete fatto? Dobbiamo andare a fare ancora l'abbonamento, mi devo andare a stampare la WeCard per poter fare l'abbonamento. Il sole, il caldo, la fila non vi ferma? No, assolutamente, neanche il lavoro. A sostegno di una fede, sempre. Il Catania ovviamente dopo Sant'Agata per i catanesi è sacro, quindi fila, caldo, sfidiamo la qualunque, addirittura ho lasciato la moglie per non andare al mare per venire al botteghini. Non si è fatta attendere la risposta del patron Pelligra, si tratta dell'ennesima dimostrazione di forza e sentimento dei nostri sostenitori, ha detto il presidente. Esprimo sincera gratitudine ed entusiasmo, il primo spettacolo al Massimino sarà sugli spalti, i nostri ragazzi dovranno trarre forza da questa bellezza e meritare in ogni secondo di gioco il grande onore di rappresentare Catania. Arriverò in città nei prossimi giorni, pronto a vivere con tutti gli appassionati l'emozione della prima giornata di campionato e Catania-Crotone potrebbe essere già il primo sold out della stagione. Ci siamo salutati ieri sera in redazione con Natale Bruno, per l'ultima volta e non lo sapevamo. Eravamo rimasti in pochi, lui aveva appena finito di condurre l'edizione delle 19 di Sicilia 24, si è affacciato alla mia stanza, sulla porta mi ha detto ci vediamo domani e io non ho avuto il coraggio di dirgli che sarei stato di riposo, che non ci saremmo visti e lui con il suo viso sempre aperto, deciso, mi ha risposto io comunque sarò qui, a domani, ed è uscito di stanza, a domani, gli ho risposto, sorridendo. Gli altri colleghi lo conoscevano da più tempo naturalmente di me. Noi ci eravamo incontrati al mio arrivo alla TG Sicilia poco più di un anno e mezzo fa. Aveva sempre la sua aria seria, da cronista navigato, uno che conosceva i duri, gli irregolari, che sapeva raccontare la mafia e le sue tristi imprese con precisione, particolari esatti, necessari, il lavoro degli investigatori, nessuna retorica. Presto la nostra consuetudine si era fatta stima, amicizia, sottolineata da qualche sorriso e più di una battuta. Quando non era fuori per servizio, la sua piccola scrivania, era anche corrispondente di Repubblica, l'abbiamo detto, la sua piccola scrivania era la tolda di una nave d'assalto. Gli schermi di 2 computer, una tastiera, cassette TV, il telefono, montagne di fogli, appunti, le cuffie appoggiate sul tavolo, pure un paio di forbici e una cucitrice. E curiosamente, forse l'avrete visto, c'era anche un caschetto giallo, un ricordo di un servizio evidentemente. Attaccate alle pareti foto, ritagli di giornali, lavagnette con battute spiritose, sempre in memoria delle sue imprese. Stava seduto con le cuffie sempre alle orecchie ed era in continua conversazione a voce alta e indifferente a noi, con i suoi interlocutori, investigatori, cui chiedeva notizie, un cronista perfetto.
alla vecchia maniera, diremmo. Tutto lavoro e pezzi da scrivere e spicherare. Ma non è difficile crederlo, là dentro, più sotto, c'era un animo gentile, una personalità sensibile, un collega disponibile. Ieri l'ho seguito con i colleghi tecnici dalla regia, impeccabile, mentre conduceva il TG delle 19. Poi il saluto, quell'incredibile addio, detto con altre parole, avvenuto troppo presto, senza motivo, da non crederci. Scusate, infatti da un momento all'altro mi aspetto che entri in studio con la sua aria seria e mi chieda: ma che stai raccontando, Michele? E io ti rispondo così, Bruno, con i versi straordinari di Eugenio Montale sulla precarietà della vita. Li conoscete tutti. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Ciao Bruno. E ora come facciamo?